forum dell'UNESCO. Ovviamente l'UNESCO mi conoscono bene da 13 anni, io stavo lavorando su questo progetto, ho parlato tantissimo con la prima presidente anche la Belgio, assolutamente. Sì, poi la commissione italiana, no? E poi con il segretario generale, sempre di Roma, e anche con il professor che è Maurizio Perillo. Sì, con lui abbiamo avuto tante produzioni. Lei invece è il segretariato internazionale, lavoriamo all'ufficio dell'Europa che è a base a Venezia, che è responsabile per caso della regione europea. Ah, benissimo, quindi fantastico. Ci possiamo... però... Non si preoccupi, tanto io la trovo. È una specie di minaccia. No, guardi, le seguo, io sono felicissima, le sembrano anche un po' infantile, però la gente che può essere molto da sola. Puoi immaginare quanto sia complessa. Noi avevamo un collega, c'era prima proprio un programma sul turismo nell'ambito del centro del patrimonio mondiale, sì. che ora è in una fase un po' di carsica, però emergerà. Quindi abbiamo un contatto interessante. Attività progettuali concentrate più in altre parti del mondo, nel sud-est asiatico, eccetera. Però anche in Europa ci sono stati un paio di progetti interessanti con la Commissione europea per questo itinerario dei siti del patrimonio mondiale, però quella fase lì è terminata e non so se ci sia altro in cantiere. Da tenere a mente, anch'io devo capire che cosa stanno lavorando al momento, perché come dicevo, per tutta una serie di ragioni l'attività che qualcuno arriva in ritardo allora. Noi siamo messi solo facciamo la nostra già sta portando bisogna stare attenti sulla questione del mettiamo non è una questione da migliorare, è un certo fondamentale che noi cerchiamo di portare avanti, di far sì che ci sia una condivisione di responsabilità tra chi fa protezione del patrimonio culturale, chi fa impresa, però se non c'è una condivisione di visioni, di risorse, di Battiamo a fare la fine. Non c'è, Zintarelli non c'è. No, non sono dai, Iniziamo col botto. Cosa devo andare via? cominciamo col botto, dai, cominciamo col botto. Dai, fai te iniziamo. Eccoci, buongiorno, scusate di qualche minuto di ritardo, ecco che ci raggiunge anche Federica Mandirola, prego, buongiorno, ciao Serena, sì vieni anche te se vuoi. Eccolo, guarda a me. Ecco, buongiorno. Allora, sì, poi se... No, Serena. Ok, avete capito che insomma abbiamo tante persone, tanti amici, colleghi, professionisti che lavorano sui temi di questo contesto, quindi sul turismo, sulla cultura, sul patrimonio culturale, sull'attrattività, la lista dei temi è molto ampia. Cosa abbiamo voluto fare noi insieme all'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale? Abbiamo voluto provare a raccogliere un po' di persone, di professionisti estremamente qualificati da diversi contesti organizzativi, istituzionali, regionali, per tentare un momento di confronto. In realtà
abbiamo già iniziato ieri a fare questo lavoro. Ieri c'è stato un altro panel su tematiche affini, simili, in parte sovrapposte a quelle di oggi, che ci ha dato un po' di spunti di riflessione che vorremmo provare a riproporre anche nella giornata di oggi, soprattutto ascoltando le vostre esperienze, le vostre testimonianze. Lo faremo con l'idea appunto di raccogliere idee, magari anche di raccogliere qualche domanda, qualche curiosità, qualche spunto. Cos'altro dire? Vi do questo input, poi Carlo magari ne aggiungi te qualche cosa se vuoi. Turismo e cultura, questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo. Sono settori molto ampi, molto importanti, sono settori con differenze anche molto marcate tra gli operatori, tra gli obiettivi, tra le logiche. Come farli dialogare, come farli avvicinare, come creare un equilibrio. Spesso dal mio modo di vedere questo equilibrio non si riesce a trovare, perché giustamente il turismo insegue logiche di attrattività, la cultura insegue logiche che comunque devono tener conto della conservazione, della protezione del patrimonio, delle risorse culturali. Quindi quando parliamo di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, io lo traduco in ricerca di un equilibrio tra le istanze e le necessità dei diversi settori. Come lo troviamo questo equilibrio non è facile, mi piacerebbe però ascoltare dai nostri ospiti, dai nostri amici, come nel loro ambito professionale, lavorativo, stanno provando o sono riusciti a trovare questo equilibrio tra cultura e turismo. Carlo. Ma molto velocemente, intanto buongiorno, grazie ragazzi. Io vi inviterei a valutare chi abbiamo di fronte, questo penso sia importante. Quindi abbiamo un piccolo nucleo di senior e di esperti, ma abbiamo una grande maggioranza di giovani che si stanno formando sull'accoglienza turistica. Quello che ha detto Alessio entra assolutamente nelle corde di tutti noi, quindi l'idea di avere un equilibrio fra attrattività e quindi luoghi da visitare, ma da visitare con un certo stile, con un certo modo. Per noi questo è molto importante. Io inizierei subito e vorrei partire con il botto, come abbiamo detto, con l'amico e collega Giuliano Vantaggi, che ora ricopre la carica di direttore per la Regione Veneto del settore del turismo, ma che per tanti anni è stato un collega, un site manager, in particolare delle Colline del Prosecco, che è un sito particolare, un sito patrimonio mondiale particolare. Ma ti do subito la parola, magari raccolgo un microfono, eccolo, ce l'hai lì, perfetto, bene. Giuliano, a te la parola. Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori, grazie Carlo, un saluto. Sono molto contento che l'uditorio sia di ragazzi, perché è la cosa più importante in assoluto. Vi dico una cosa, perché quando voi crescete, voi vivete nel paese più bello del mondo, sentite spesso delle frasi fatte. La frase fatta più incredibile che sento è che ormai è tutto UNESCO, non vorrei che questo termine fosse inflazionato. Attenzione, è tutto UNESCO perché vivete in Italia, non è tutto UNESCO in generale. Quando girerete il mondo vi renderete conto sempre di più che state di fronte al paese che per antonomasia vi fa trasparire la grande bellezza in ogni angolo, in ogni luogo, in ogni via che voi andate a percorrere. Ma come si intrecciano turismo e cultura, che è un po' il tema che noi abbiamo toccato e che voi ragazzi io spero che toccherete sempre di più quando crescerete? Cioè ci sono dei luoghi, adesso voi vivete nel mondo dell'influencing, no? Dove un influencer va e secondo quello che dice l'influencer alza il meccanismo di visita a quel luogo. Non funziona proprio così. Le dinamiche che vi portano a vedere un luogo sono molto più complesse, ma attenzione, perché noi per esempio qui siamo in una città che è Roma. Io vi potrei portare ai luoghi di Roma che sono senza neanche una persona, eppure Roma è la città più bella del mondo, una delle città più belle del mondo, insieme a Venezia. Secondo me, ovviamente sono il direttore del turismo della Regione Veneto, c'è anche Venezia, no? Ma
dovete rendervi conto che voi vivete in questi meccanismi. Poi giustamente Carlo dice c'è anche Firenze, ma siamo tutti quanti all'interno di un meccanismo Italia. Ma dovete rendervi conto che più imparate, più vi adoperate a conoscere la bellezza dei vostri luoghi, anche quelli che non conosce nessuno, più sarete in grado di narrarli in futuro, narrarli sia in dinamiche che guardano al locale, ma al nazionale, all'internazionale, e quindi farete in modo che un po' questi flussi si autogestiscano da soli e si disperdano a vedere cose più belle di tutti. Vi dico un tema su Venezia per farvi capire cosa è successo, per esempio nella città lagunare. Quando è stato costruito il ponte di Calatrava c'è stato un meccanismo che ha portato il turismo che arrivava a incanalarsi in strada nuova, mentre una volta i famosi cartelli che vi indicano Piazza San Marco e Ferrovia o Ponte di Rialto vi permettevano di ritrovarvi senza Google Maps in 30 secondi dentro Venezia, disperdendovi, andando a vedere tutta Venezia. Oggi invece c'è praticamente un'autostrada che vi porta a San Marco. Questo è un po' una cosa che bisogna gestire meccanicamente, ma un po' tutte le città vivono di questo problema qui. Quindi la gestione dei flussi dipende soprattutto dall'acculturamento dei popoli che vivono quei posti. Più voi siete in grado di narrare a chi vi viene a trovare tutta la bellezza che avete intorno, e più vedete come il meccanismo del flusso turistico si disperde e non avete più fenomeni di overtourism. Tra l'altro voi adesso qui a Roma avete anche un patrimonio laziale incredibile, possono disperdersi, e quindi un po' tutti dovremo far così e vedrete come i flussi cominceranno veramente ad autogestirsi. Grazie. Grazie Giuliano. Vabbè, hai toccato un tema per tutti noi spinoso, o meglio per tutti noi, per una parte di tutti noi spinoso, cioè il tema ovviamente della pressione turistica e di quali soluzioni possiamo trovare per far sì che questa pressione non crei troppo disagio, no? Soprattutto per la residenza, per chi vive in quelle città o vive in questi luoghi, e ci sia questa possibilità di trovare un equilibrio. Secondo vantaggi l'equilibrio si trova proponendo, ma soprattutto sperando poi che, uso questo termine, che poi in modo diretto o indiretto si venga a trovare poi questo equilibrio, senza un intervento molto molto massiccio. Io mi sento di sposare in parte questa idea, perché a volte quando si fanno anche troppi regolamenti si rischia sempre di non trovare la quadra, anzi di forzare magari un fenomeno che probabilmente poi potrebbe andare a trovare un suo equilibrio, che invece viene un po' falsato. Però questo potrebbe essere anche un argomento di dibattito. Vogliamo andare in ordine. Mariano Angelucci, scusate, a volte i nomi, ecco, non c'è, vero? Ecco, esatto. Quindi Marco Biazzetti c'è? Perfetto. Allora, cambiamo orizzonti. Io ho avuto la fortuna proprio come UNESCO di fare una missione in Giordania su un sito archeologico piccolo, lo sbaglio sempre, Rasas, esatto. È stata un'esperienza divertente. Ho proprio lavorato sull'ottimizzazione di un visitor center, che non so nemmeno che fine abbia fatto ora. No, c'è. Meno male. Ecco, quindi insomma è stata un'esperienza divertente. Cioè, premetto che in Giordania non c'è conflitto, è un paese pacifico, certo. Per cui no. il visitor center c'è. No, ma io ragionavo proprio in termini di un sito patrimonio mondiale straordinario, chiaramente con dei mosaici molto interessanti, con ancora la fortezza romana, cioè l'idea di essere sul confine dell'impero era molto suggestiva. C'era già costruito un visitor center, ma che non trovava poi una dinamica di interrelazione con la comunità locale. È stato divertente, stimolante lavorare su questo. Chiaramente era un twinning Italia-Giordania. Quindi ecco, un luogo che conosco abbastanza, però un luogo
che davvero è in una situazione territoriale in effetti particolare, però magari ci può raccontare meglio questo e come davvero anche la Giordania vede sui siti patrimonio mondiale un punto di forza per la propria gestione del turismo e posso dire anche del patrimonio straordinario che ha. Dunque, grazie a tutti. Partiamo da Omar Assas. Tra l'altro io ci sono stato parecchie volte e ho visto proprio lo sviluppo del sito archeologico, che comunque resta quello, però la cosa particolare, oltre all'ampliamento del visitor center e quindi dei servizi sul luogo, in loco, quello che mi ha colpito di più è stata la costruzione di diverse abitazioni nei pressi di Umar Assas, perché è vero che è una zona desertica, ma in alcune parti è anche verde. E questo che cosa vuol dire? Che la Giordania, rispetto ai siti UNESCO, propone il coinvolgimento delle comunità locali al fine di trarne loro un beneficio e di conservazione, ovviamente, perché è un po' come un tempo nascevano figli negli anni 60, i baby boomers, e c'era un controllo sociale, no? Non c'era bisogno di mandare le guardie e in Giordania c'è una sorta di controllo sociale oltre ai regolamenti, oltre a come dire, collaborazioni internazionali, cioè per noi i siti UNESCO sono una base fortissima da cui parte il turismo, l'ultimo dei quali, Al Gimal, va ancora, secondo me, risistemato dal punto di vista UNESCO, perché ci sono andato di recente e pur essendo stato nominato non sono state prese ancora delle iniziative per renderlo fruibile dal punto di vista turistico. Le scolaresche ci passano ancora in mezzo al sito UNESCO, però riguardo ai flussi volevo spiegarvi una cosa, perché noi abbiamo avuto dei momenti in cui Petra e anche Wadi Rum, questo fantastico deserto che abbiamo, hanno avuto problemi di overtourism, dove sono stati subito come dire, recepiti dal Ministero del Turismo per tutelare la fragilità anche di questi luoghi. Se diciamo che l'Italia è il paese più bello del mondo, siamo tutti d'accordo. Poi c'è un posto che è il più bello del mondo, che è Petra, per cui per il pathos che alimenta, no? Poi ognuno ha la propria visione. Però, e non voglio fare ironia su questa cosa, quando noi arriviamo, come dire, all'apice e dobbiamo affrontare un problema di overtourism, non siamo neanche più noi a doverci pensare, perché ci pensa qualcun altro a rovinarci tutte le belle cose che abbiamo costruito. Non voglio fare politica, altre cose, però il turismo prende un taglio dell'80%, 80% di turismo in meno, senza aver mosso un dito, senza aver neanche alzato la voce verso qualcuno. Essendo sempre stati dei signori, dove in un paese c'è un sito UNESCO che si chiama SALT ed ha una nomina che non c'ha nessuno nel mondo, tolleranza e convivenza civile, ed è in Giordania, dove non c'è mai stato un conflitto religioso e le varie comunità e le varie fedi vivono in pace e nel massimo rispetto delle proprie credenze. Ora, per quanto riguarda il nostro programma UNESCO, è un programma assolutamente votato alla protezione di questi siti, anche perché alcuni dei quali vivono una propria
fragilità, essendo, vi faccio un esempio, Petra, che il vento carico di sale che arriva dal deserto tende a, come dire, consumare quasi, per cui ci sono anche degli interventi italiani, internazionali, delle equip che vengono proprio per tutelare e conservare questo sito archeologico. C'è ovviamente un monitoraggio dell'accesso turistico che però in questo momento, come ho detto, non ha neanche necessità di essere attivato, e soprattutto c'è una parte molto importante che è la formazione e la sensibilizzazione sia dei giovani che della popolazione locale a difesa e a tutela di questo patrimonio, cioè è la responsabilizzazione del valore delle cose che abbiamo, perché questo valore ovviamente si può tradurre in periodi felici nel 25% del PIL, nel 28% del PIL, quando abbiamo la tranquillità nel luogo, e per cui dà lavoro e spinge le persone a, come dire, poi dopo farò un discorso, un piccolo ritaglio sul fatto di Instagram, così, perché per noi è stato devastante, e spinge le persone a non trasferirsi fuori dalla Giordania, una cosa che sta avvenendo adesso nei confronti dell'Arabia Saudita, per esempio. Quindi il nostro know-how che loro non avevano lo stanno prendendo attraverso i tour operator e le guide. Loro non erano molto pratici, hanno i soldi però hanno i fondi e prendono, diciamo, le nostre teste pensanti. Riguardo gli influencer, per noi è stato un bel problema. È stato un bel problema che, tra l'altro, ieri su Guida Viaggi c'era un articolo dove parlava di questo boom dell'Italia nel 2025, però molto instagrammato. Per noi che cosa ha significato questo? Che noi abbiamo puntato molto su questa, era venuta anche Chiara Ferragni per fare ad esempio in Giordania, altre cose, vabbè. E che le persone andavano in Giordania per farsi le foto iconiche davanti al tesoro di Petra o nel deserto del Wadi Rum. Della Giordania non ci capivano un tubo, non capivano la diversità di questo paese rispetto agli altri, non erano responsabilizzati, non avevano la coscienza di essere in un paese che non ha conflitti, è zero proprio da quel punto di vista lì, non ha nemmeno un esercito di attacco la Giordania. Per cui quelle persone che sono andate poi a visitare la Giordania non ci hanno capito niente della diversità della Giordania rispetto al contesto, però si sono fatte le foto iconiche che hanno poi contribuito a quel periodo di overtourism che abbiamo avuto tra il 2022 e il 2023. E in effetti, come diceva il collega precedente, ci sono tantissimi luoghi che si possono visitare, alcuni sono anche siti UNESCO che non vanno a vedere. Abbiamo pure un deserto bianco, per esempio, che nessuno conosce, adesso lo stiamo promuovendo, però diciamo che tutto questo overtourism, questa massa di turismo era soltanto votata a quel tipo di visita per praticamente mostrare se stesso nei luoghi che in quel momento erano di più di tendenza. Grazie. Gli spunti emersi sono tanti e anche complessi.
anche difficili da sintetizzare, però certamente stiamo parlando di un contesto estremamente interessante per il tipo di patrimonio, il tipo di attrattività, i temi anche legati alla cooperazione sul turismo, sulle professioni. Overtourism a me è una definizione che non convince mai troppo, perché è un'etichetta che piace molto ai media, perché fa subito, come dire, attrae subito l'attenzione. Secondo me tende ad appiattire le questioni perché vanno contestualizzate. In questo contesto si è capito bene qual era, ma la stessa parola usata in un contesto diverso può voler dire tutt'altro, altro genere di problematiche e quindi di soluzioni. Aggiungo anche che questo meccanismo di appiattimento che i media hanno in una società ipermedializzata riguarda anche l'UNESCO, perché l'UNESCO è un'etichetta, è un brand che appiattisce tendenzialmente tutto se non si riesce a comprendere, interpretare o aiutare, veicolare dei contenuti. E però mi viene in mente, proprio su questo tema dell'interpretazione, della gestione dei contenuti rispetto a cittadini e visitatori, di andare in un contesto totalmente diverso, che è quello di Cremona. Diverso come latitudini, diverso come tipologia di patrimonio, almeno in termini più evidenti. Parliamo di una città che ha investito molto sulla sua tradizione liutaia, da un punto di vista UNESCO è un patrimonio culturale cosiddetto immateriale, e vorrei capire però in un contesto del genere come questo tema del far conoscere, veicolare i contenuti, anche rispetto alle politiche del turismo della città, sta trovando un suo equilibrio. Stefano Soglia, Destination Manager Visit Cremona. Abbiamo anche altri microfoni che possiamo usare, là ce n'è un altro. Sì, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito a questo forum. Le cose sul tavolo sono tante. Abbiamo citato alcuni termini sui quali potremmo imbastire un'intera discussione per un'intera giornata. Se chiedo ad ognuno di voi il termine cultura a che cosa si riferisce, a proposito del bene UNESCO immateriale di Cremona, cioè la liuteria, probabilmente la risposta è differente. Pensiamo a tre concetti: le colline del Prosecco, come dici, il vino, le vigne, no? La bellezza, che è tangibile certamente, però ecco, non è certamente il Colosseo o altro, sono cose completamente diverse. La dieta mediterranea, uno stile, l'insieme di prodotti, e nel caso di Cremona l'arte liutaria, che ha radici chiaramente nel 600, 500 per quanto riguarda i primordi di quest'arte, che era lì che si concentrava, che si è concentrata fin da allora e che si è sviluppata con fasi chiaramente hanno visto alla fine del 600, inizio 700 una persona come Stradivari. Ragazzi, conoscete Stradivari? Sapete chi era? Ma sapete chi è il liutaio? Cosa fa il liutaio? Cosa fa il liutaio? Cioè, la prima cosa che viene da chiedere ogni volta che si fa nei laboratori a proposito del ruolo che abbiamo anche a Cremona è: il liutaio cosa fa? Il liuto, cos'è il liuto? Non esistono quasi più i liuti, sono cose legate al panorama barocco e rarissime. Insomma, violini quantomeno, ok? Violini, viole, violoncelli, contrabbassi, eccetera. E il tema quindi che cos'è la cultura per Cremona, anche in questo caso, è forse l'aspetto più sfidante, perché si tratta di rendere vivo, fruibile, tangibile e continuativamente rispetto alla storia, quindi dare una continuità rispetto alla storia che ho appena accennato dell'arte liutaria e la sua contemporaneità. Vi faccio una cifra: a Cremona ci sono 180 più o meno liutai, di questi molti, quasi il 40%, sono di provenienza straniera, che hanno scelto di studiare o arrivare a Cremona proprio perché lì c'è questa tradizione, tutto parla di liuteria. Però le botteghe liutaie sono negozi, spesso chiusi, spesso nei vicoletti, sì, alcuni hanno la vetrina visibile e fanno che cosa? I liuti, gli strumenti, quindi non sono, per dire, Piazza San Pietro, che è nata per ospitare, il San Pietro come tale è nata per ospitare
persone, sono luoghi in cui si fa artigianato, e il grande lavoro che è stato fatto chiaramente in questi anni è quello di agire su due soggetti che sono i protagonisti del turismo: da un lato la cittadinanza, il singolo cremonese, la consapevolezza di essere in un luogo così importante, ricco e che ha una valenza internazionale, e dall'altro gli stessi liutai. Di questi 180 c'è chi dice ma io faccio il liutai, vendo i violini, c'è chi dice no, invece sono portatore di una tradizione che voglio condividere, e queste persone sono certamente i nostri interlocutori, con i quali lavorare perché possano essere al meglio, no? Possano far raccontare al meglio, far fruire al meglio le persone che vogliono vedere il laboratorio e magari prima o dopo andare al Museo del Violino, certamente che è il nostro best seller, chiamiamolo così, come la punta di diamante per quanto riguarda l'aspetto museale, e il resto della città. Quindi il lavoro è anche sulla creazione di una cultura del turismo. Attenzione al termine turismo, fino a pochi decenni fa arrivavamo nelle città e i sindaci lottavano per avere la targa città comune turistico. Ora dire è un comune turistico rischia di essere quasi controproducente. Ieri nell'incontro con i tour operator che forse alcuni di voi hanno avuto come me per rappresentare, per promuovere il proprio territorio, una delle cose che più è ricorsa, no, nelle richieste è Cremona e le città simili, no? È perfetta perché i nostri clienti ci stanno chiedendo non più la Venezia tradizionale, non più le grandi destinazioni, no? Ma proprio quelle di carattere intermedio, le chicche nascoste che come tour operator per antonomasia conosciamo, con i quali lavoriamo e siamo gli interlocutori per antonomasia per poterli fruire, perché magari la grande città, Venezia, Roma, dove ci troviamo, vado sulle OTA, vado sulle 1000 proposte che ci sono online, non ho bisogno di un tour operator ad esempio per fruire. Le realtà più piccole lasciano uno spazio maggiore anche per l'intermediazione turistica. E quindi qual è la sfida ad esempio nostra? Io parlo come destination manager di una DMO. Che cos'è, ragazzi, una DMO? Destination Management Organization. Un soggetto pubblico-privato lavora continuativamente insieme per sviluppare il turismo, non solo la promozione ma anche la destinazione per essere fruibile, quindi nei confronti degli alberghi, mezzi pubblici, insomma mezzi per raggiungere, e la gestione. Ecco, ci siamo costituiti un anno fa, quindi è recente il lavoro, e dicevo il nostro lavoro è quello proprio di andare a lavorare con tutte le componenti che creano turismo perché lavorino in sinergia. E quando questo non so se occorre qualche minuto perché gli argomenti sono tanti. Overtourism non esiste. Ormai se ne è detto, nei seminari di 2 o 3 anni fa era la novità, adesso guai se si parla di overtourism, così come guai parlare di esperienze, prima mi è scappato il termine. Quindi chiaramente è una frase provocatoria, ma nel senso che è la cattiva gestione che esiste. Rimini, per fortuna che esiste Rimini, è strutturata per ospitare milioni di persone e i riminesi non fanno una piega se arrivano, anzi si dispiacciono se il lavoro mio e di quelli che lavorano per la destagionalizzazione, la delocalizzazione, la diversificazione del prodotto ha effetto come quest'estate. È colpa mia, ho portato via da Rimini le persone a vedere i castelli nell'entroterra. Quindi ci sono destinazioni strutturate e attrezzate per farlo. In un borgo, in una realtà fragile come quella della maggior parte dei beni UNESCO che abbiamo, una persona in più fa la differenza ed è eccessiva. Quindi spetta a noi gestire le cose. Ci sono dei margini di crescita enormi, viste le inefficienze spesso delle nostre destinazioni, soprattutto quelle delle città dove c'è la commistione con i residenti, con le difficoltà di rendere compatibili i flussi delle varie tipologie. Venezia per antonomasia, 50.000 abitanti, anzi meno, che lottano per trovare l'artigiano, per andare a fare la spesa con i flussi turistici. Ecco, quindi esiste overtourism solo laddove noi non siamo capaci di gestire quello che
da sempre è stato un tema complesso. Cito quest'ultima cosa: andate in via del Corso, c'è il museo Goethe, come forse sappiamo, e lì trovate le immagini, l'Instagram del 1786, cioè Goethe che si fa ritrarre sulla campagna laziale, a nord di Roma. Trovate tutte le miraviglie, le cose che sono quelle che a quel tempo venivano denunciate come overtourism, perché c'erano tutti i turisti in piazza San Marco che dicevano: qua non c'è più un negozio autentico. E quindi è un tema col quale purtroppo, meglio o male, però siamo arrivati qua, stiamo convivendo da tempo, e il grado di consapevolezza del 1700 e del 1600 era lo stesso di quello che abbiamo adesso. Ci sono persone molto consapevoli, altre no, nel senso che, e con questo chiudo, in mezzo a voi ci saranno persone che vanno nei nostri luoghi di cultura perché sono stati influenzati da Chiara Ferragni, che è cremonese. Quindi qui faccio l'influencer: venite a Cremona perché c'è nata altro che i violini. No, vabbè, vista l'età media dei ragazzi. E quindi dicevo, ci sono temi che ci portiamo indietro perché sono intrinseci al turismo, ma c'è la possibilità di gestirli. Noi dobbiamo, e per fortuna la professionalizzazione delle destinazioni è cresciuta negli ultimi tempi, è meno naif rispetto a quella di una volta, e noi dobbiamo gestirli, ecco, credo. Grazie. Sì. Il tema anche dell'accoglienza turistica in termini storici è interessante. Io chiaramente immagino che comprendiate dal mio accento da dove vengo, quindi come fiorentino posso confermare, cioè il Grand Tour è una delle esperienze, come dire, da sempre storicamente fatte nelle nostre città, e da sempre poi hanno creato anche cose buone, tante. Fra l'altro fra 3 giorni inauguriamo una mostra proprio dedicata a un pittore incisore inglese, un cosiddetto anglo-fiorentino, Thomas Patch, che fra l'altro entra in una dinamica di copie da vendere, da fare mercato, da raccontare, una città da raccontare soprattutto agli inglesi, e poi qualche operazione un po' diversa, ma insomma ecco, è un rapporto davvero simbiotico, cioè il tema interessante è probabilmente viaggiare, conoscere, non porta soltanto a un discorso di turismo così generico, ma porta anche a conoscenza, contatto, meticciati a volte anche, interessanti. Bene, allora io passerei davvero con grande anche soddisfazione per il nostro paese, perché l'ultimo sito inserito nella lista del patrimonio mondiale viene proprio dalla regione Sardegna, quindi passerei davvero volentieri la parola a Franco Cucureddu, assessore al turismo, artigianato e commercio. Spesso gli assessorati hanno queste competenze diverse, ma che direi che forse nel caso specifico possono essere anche molto interessanti, perché uno dei temi fondamentali del turismo è anche il legame che c'è nella struttura poi della città. E una delle strutture delle città o dei territori, nel caso di una regione, è fortemente orientato anche dal tema del commercio e, per il nostro paese, mi viene da dire, in modo particolare dell'artigianato. A lei la parola. Sì, grazie davvero per l'invito. Sono stati già toccati nei primi interventi dei temi che sono davvero importanti, e sono temi di riflessione, sono temi nei quali dibattono anche le principali università che si occupano di formare i manager della gestione dei beni culturali e del turismo. E ci sono davvero alcuni luoghi comuni che spesso andrebbero sin dalle prime elezioni risolti. Noi ne abbiamo uno in Sardegna che non riusciamo a superare, che forse discende anche da una errata interpretazione, insomma, dei nostri valori identitari, che è quello dell'ospitalità. Spesso quando si propone la fruizione turistica di un bene e quindi lo si rende prodotto turistico, un nuraghe non è un prodotto turistico, lo diventa se c'è una guida, un bar, un gift shop, un book shop, c'è qualcuno che vende qualcosa e qualcuno che
offre un servizio e qualcuno che si fa pagare per quel servizio. Ecco, per molto tempo molte scelte della Regione Sardegna, anche di tipo legislativo, sono state orientate a respingere il turismo. Da noi in Sardegna, per esempio, la Costa Smeralda, si parla con molti sardi, ti dico, quella non è Sardegna, quella è una cosa, prendiamo le distanze. Un campano, se gli parli di Capri, te ne parla in termini entusiastici, è una delle nostre eccellenze, o un veneto se gli si parla di Venezia. Quindi noi tendiamo a respingere quei modelli turistici che si sono affermati nel mondo. Perché? Perché per molto tempo le nostre università hanno formato, anche grazie a brillantissimi antropologi e sociologi, classi dirigenti che erano orientate a pensare al turismo come la mercificazione dell'ospitalità e quindi di un valore identitario. Non si può vendere per ospitare, è un valore per noi, il valore dei sardi è ospitare. Per questo mi è capitato, e mi sono un po' anche irritato, che durante una conferenza qualche giorno fa organizzata dalla Regione Sardegna, dal nostro assessorato, per parlare di turismo lento, di turismo slow, di percorsi escursionistici, di cammini religiosi, poi arrivo però in un minuto anche a parlare di domus, cammini religiosi, destinazioni di pellegrinaggio, i gestori di questi cammini dissero sì, sono venuti 3.000 persone, c'erano anche 2 paganti, tra virgolette, cioè stiamo lavorando per formare guide, per formare, e si ha paura di chiedere qualcosa in cambio. Ecco, ora questo è uno dei temi. Il secondo tema è l'autenticità. Da noi, sì, da noi, dappertutto, si cerca di vendere l'autenticità, però poi nel mondo si va a scoprire che i flussi turistici non si muovono per vedere cose autentiche. Chi va al Colosseo compra la guida che gli spiega, molto romanzate, le battaglie dei gladiatori. Ci sono tutti coloro che vanno a farsi la foto nel lago dove c'era il mostro di Loch Ness, tutti sanno che non esiste, però è quello che attira i turisti. Quindi noi abbiamo qualcuno parlava prima della banalizzazione dei siti UNESCO, ne abbiamo 61 siti UNESCO, non ne abbiamo 8.000, non ce n'è uno in ogni comune, ne abbiamo 61 di siti, lasciamo stare il resto del patrimonio, e siamo il primo Stato al mondo, però la Cina ci tallona, ne ha 60. Quest'anno ho ottenuto il 60°, l'ho ottenuto senza grande fatica. Noi abbiamo dovuto dimostrare la particolarità delle Domus de Janas e per questo l'Italia, grazie a questo sito che è stato riconosciuto quest'anno, è rimasta prima, speriamo ancora per molto, ma sarà faticoso competere con la Cina. Che cosa sono le Domus de Janas? Sono le case delle fate cosiddette, sono degli ipogei funerari in cui si tramandava, forse il termine, ma poi gli archeologi domani più tardi faremo una conferenza specifica, ne parleranno, e sono comunque di antecedenti di tra i 1.000 e i 2.000 anni alla civiltà nuragica, quindi stiamo parlando di strutture costruite, realizzate, scavate nella roccia tra i 1.500 a.C., ma spero di non dire cose inesatte, 4.000, tra i 5.000 e i 4.000 a.C. E quindi stiamo parlando di strutture davvero datate nel tempo. Sono 17, un sito seriale che ne comprende 17, e quindi finalmente ci consentirà alla Sardegna di poter partecipare a pieno titolo a queste iniziative, perché ne avevamo solo uno di sito UNESCO, era quello della civiltà nuragica. Noi non siamo nel sistema Italia, nel senso che la Sardegna ha beni che sono totalmente differenti dagli altri riconosciuti, dagli altri siti italiani riconosciuti, ad eccezione forse di quello della Val Camonica, che ha più o meno lo stesso periodo. Però siamo al mondo, credo, poi qualcuno magari mi smentirà, la regione che ha il maggior numero di siti, di monumenti preistorici, circa 25.000 su 24.000 km². Non c'è un'altra zona al mondo che ha una così forte densità, con i 7.000, 7.500 nuraghi, 3.500 domus, tombe dei giganti, pozzi sacri e così via. Quindi è una
particolarità assoluta che dobbiamo iniziare a iniziare a raccontare nel migliore dei modi. Molte delle narrazioni sulla civiltà nuragica le avrete se andrete a fare la crociera sul Nilo, perché se andrete alla Luxor ci sarà qualche guida davvero molto preparato, qualche egittologo che vi dirà che il capo delle guardie di Ramses II era uno degli Shardan, o comunque di un popolo del Mediterraneo che probabilmente arrivava proprio dalla Sardegna, e loro ci raccontano, magari con molte leggende, però ci raccontano la narrazione di questi popoli delle isole del Mediterraneo che ogni tanto andavano a confliggere con gli egizi, e a volte i faraoni, pur di non affrontare delle guerre, preferivano allearsi, e quindi insomma era un popolo particolarmente significativo. Ma in Egitto sanno valorizzare molto la storia della loro cultura fantastica, noi facciamo ancora molta fatica. Grazie. Beh, la Sardegna è, al di là dei numeri che ricordava, delle esperienze, dei contenuti, è un contesto certamente interessante per molti motivi. Approfitto per dire che la prossima settimana faremo un'attività proprio in Sardegna, un'attività fatta insieme ad UNESCO, anche Matteo Rosati sarà presente, ed è un'attività che vuole lavorare con le designazioni UNESCO con due obiettivi fondamentali, entrambi importanti in una logica di trovare l'equilibrio tra cultura e turismo. Uno è guardare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'altro è cercare di costruire delle sinergie tra designazioni diverse, tra risorse diverse. Lei ha citato il patrimonio mondiale, l'UNESCO non è soltanto questo, è un sistema articolato complesso che forse può generare dei vantaggi, no? Stavo per dire delle economie di scala, poi mi sono un attimo dei vantaggi territoriali un po' per le comunità, per tutte le comunità che vivono quei territori. E questa iniziativa, che si chiama Academy, che facciamo da tanti anni, l'anno scorso è stata ospitata a Genova, così come il VTE peraltro è stato ospitato a Genova. Questo mi dà l'assist per passare, il testimone a Federica Mandirola e Serena Codeglia, che rappresentano due diverse, non aree, ma due diverse, uffici operativi del Comune di Genova, cultura e turismo. In questo caso cultura e turismo riescono a fare molte cose insieme. Ci raccontate alcune di queste? Volentieri, buongiorno, io sono Federica Mandirola e mi occupo del posizionamento della destinazione Genova, che è sui mercati internazionali un po' una scoperta. Abbiamo parlato delle nuove destinazioni e del fatto che ci siano queste nuove città emergenti. Genova è una città che esce dal Covid con un incremento comunque di flussi turistici. Abbiamo superato il posizionamento pre-Covid, siamo arrivati ad avere una meta che raggiunge più o meno i 3 milioni di visitatori, e questo anche dovuto alle strategie che l'amministrazione sta mettendo in campo. Cerchiamo comunque, non essendo come le altre città più grandi di noi e storicamente ben posizionate nel panorama italiano dal punto di vista turistico, di non arrivare all'overtourism, e questo ci permette, quindi il fatto di essere nuove come destinazioni ci permette di lavorare in anticipo. Uno dei nostri cavalli di battaglia che è stato percorso negli ultimi anni è proprio la tutela di questo patrimonio autentico UNESCO, che poi magari culturalmente tratteremo con la mia collega, ma che ha visto una grossa collaborazione interna tra gli uffici dal punto di vista turistico e anche dal punto di vista culturale, per posizionare Genova come una città sostenibile, cioè che richiami un turismo veramente sostenibile, attento quindi alla destinazione, attento all'equilibrio tra i cittadini e tra la percorrenza dei turisti. Quindi abbiamo cercato di fare esperienze e coinvolgere la cittadinanza, abbiamo
creato partenariati pubblico-privati che gestiscano il patrimonio culturale, abbiamo fatto quindi delle best practice che poi abbiamo anche posizionato a livello europeo, nelle quali c'è una stretta collaborazione e un'attenzione del territorio e dell'amministrazione per creare prodotti sostenibili. Abbiamo anche investito sulla parte di ristrutturazione e tutela del patrimonio, quindi abbiamo fatto congiuntamente dei progetti che andassero a lavorare sull'awareness, che quindi avessero tutto un processo comunicativo interessante per il turista, ma che avesse una fondatezza sulla tutela di quello che è il bene privato e pubblico, perché nel nostro caso il bene UNESCO è un patrimonio che è in parte pubblico e in parte privato, ma la tutela è fondamentalmente il core business dell'amministrazione nella quale tende. Abbiamo poi creato invece delle parti più turistiche, prettamente turistiche, con dei progetti anche finanziati dal Ministero del Turismo. In particolare possiamo parlare di 2 best practice sul nostro patrimonio UNESCO, che sono la Rolli Experience e i Rolli Days. I Rolli Days sono una delle pratiche più riconosciute a livello internazionale, perché vedono il coinvolgimento dell'intera cittadinanza, dei privati che gestiscono il patrimonio culturale e del coinvolgimento dei giovani, come vedo qua, essere fortemente presenti. Quindi abbiamo avuto il nuovo assessore della cultura che era un precursore dell'utilizzo delle risorse dei divulgatori scientifici per il patrimonio UNESCO, cioè in tutte le visite guidate e dei giorni dedicati ai rolli che si sono moltiplicati all'interno della proposta della destinazione Genova, il coinvolgimento di giovani formati e pronti a mostrare e a illustrare questo patrimonio è stato uno degli asset vincenti. Un altro posizionamento della destinazione è stata la Rolli Experience, cioè un'esperience posizionata veramente sul vivere la vita nei palazzi dei Rolli, che sono il nostro vero e proprio patrimonio, ma è l'autenticità dell'esperience che si fa, quindi si pernotta dentro a questi palazzi, si cena in questi palazzi, si fanno delle visite guidate con degustazioni enogastronomiche, delle experience musicali, quindi un pacchetto un po' più approfondito, e questo ci ha permesso di posizionarci con un prodotto un po' innovativo sul territorio, e questo è stato possibile grazie a una collaborazione interna che ha visto collaborare strettamente molte direzioni, la mia direzione che è quella turistica, ma quella culturale e quella anche dello sviluppo economico. Passiamo la parola alla mia collega. Sì, grazie Federica. Diciamo che noi come Comune di Genova il sito UNESCO è un di cui dell'offerta turistica, ma è un di cui molto importante su cui la città ha sempre puntato. Quindi si può dire che l'effetto turistico viene trainato dall'effetto culturale. Noi da anni, siccome come anticipava Federica, abbiamo un patrimonio UNESCO molto bello che sono i palazzi dei Rolli con le strade nuove, quindi con il nostro centro storico, diciamo, però è un patrimonio difficilmente aggredibile perché sono palazzi pubblici e privati, alcuni sono fruibili, altri no, quindi intanto ci siamo aperti alla cittadinanza attraverso appunto i Rolli Days, attraverso questo evento cittadino molto importante con i nostri divulgatori, e piano piano abbiamo usato il sito UNESCO come attrattore turistico senza, diciamo, sfociare in pratiche che non siano sostenibili. Ora il nostro sito UNESCO viene spesso accompagnato a grandi eventi come il Salone Nautico, viene proprio considerato un attrattore di turisti che quasi vengono al salone e visitano i nostri palazzi. E poi ci siamo improntati sulle Rolli Experience, sugli eventi culturali all'interno dei palazzi, senza tralasciare tutto l'aspetto della tutela. Noi come Direzione Sviluppo Economico, come Ufficio UNESCO, ovviamente siamo i tenutari del piano di gestione e quindi cerchiamo sempre di accompagnare azioni di promozione ad azioni di conservazione dei palazzi e di tutti i beni.
Abbiamo anche fatto recentemente un'indagine di reputazione sul nostro sito UNESCO per capire come siamo posizionati, quali sono i punti di forza e i punti di criticità, e su questo cerchiamo di lavorarci appunto tutti insieme. Grazie. L'esperienza di Genova, soprattutto per quella parte che ci è stata raccontata, sia l'esperienza dell'Holidays, veramente divertente, anche entusiasmante, ma direi la seconda legata proprio alla vita all'interno dei palazzi, che hanno una storia particolare, ovviamente ora non la faccio io, ovviamente, però diciamo era in qualche modo la rappresentanza diplomatica di Genova nei confronti del mondo, quindi erano proprio in qualche modo anche nati per accogliere, e da questo punto di vista anche ovviamente accogliere imperatori e principi, però insomma è altrettanto importante questo. L'esperienza quindi davvero interessante, anche perché va a calibrare un'opportunità precisa, cioè non va a pescare così, diciamo, con una rete a strascico, ma va proprio in un punto. Quindi per l'accoglienza io direi che questo è un aspetto fondamentale. Io darei volentierissimo la parola al responsabile del Parco delle Serre in Calabria, Alfonso Grillo. Mi permetto di dire che non credo sia patrimonio MAB, giusto? Non è UNESCO. Però è un contesto dove le MAB, la Calabria, sono molto importanti. Quindi magari sapere se c'è qualche punto di contatto o se dall'esperienza magari delle altre MAB può essere utile, c'è qualcosa di utile anche per la gestione di un parco così importante come quello delle Serre in Calabria. A lei. Intanto grazie, buongiorno a tutti. Per me è la terza volta la presenza qui all'UTE. Ci vengo da 10 anni in qualità anche di ex consigliere regionale della Calabria. Oggi invece rivesto un altro ruolo, che è quello di commissario di uno dei parchi della Calabria, in rappresentanza però di Calabria Parchi, che è 3 parchi nazionali più il parco regionale delle Serre. Dico questo perché da 3 anni a questa parte i parchi della regione Calabria si sono uniti in un unico modello, perché hanno ben compreso quello che praticamente sta accadendo attraverso il turismo in Italia. Sentivo prima gli esponenti qualificati che parlavano di Cremona, di Venezia, piuttosto di Firenze o di Roma, ovviamente di un fenomeno, quello dell'overtourism, che in Calabria ancora è totalmente assente. Noi siamo una regione, e so che i ragazzi sicuramente la conosceranno per il mare, ma se gli dico che il 40% di territorio della Calabria è montano, esattamente come l'Austria, praticamente questo dà un po' fuori di testa, perché dice la regione Calabria non può essere montagna, invece è proprio quella, cioè per la maggior parte o un entroterra, una montagna che va l'Appennino, praticamente, che va dal Pollino fino a Reggio Calabria, 545 km di Appennino a ridosso sul mare Tirreno e lo Ionio, una delle terre secondo me più belle al mondo, lo dico da calabrese ma vi invito a vederla per rendervene conto, che è stata scoperta negli ultimi anni, perché finora si parlava di Calabria, come dicevo prima, solo di mare, e quindi noi vivevamo di turismo soltanto 3 mesi l'anno, cioè luglio, agosto e un po' di settembre. 9 milioni di presenze nel 2022, il massimo che la Calabria poteva ospitare a livello di turismo balneare, ma che però la montagna era assolutamente trascurata. Ora, visto che si parla di overtourism in Italia, io credo che la parola magica che potrebbe risolvere, anche se il dottore Soglia mi pare, dice l'overtourism non esiste, in effetti in Calabria non esiste, però l'1% del territorio nazionale è aggredito, e praticamente rispetto al 99% del territorio nazionale che rimane in custodia libero potrebbe invece sopperire a questo problema, e la Calabria si pone tra questo 99%. Cosa stiamo facendo noi come Regione Calabria? Da un po' di anni a questa parte stiamo cercando di diversificare il turismo, far conoscere a quei turisti che vengono durante l'estate in Calabria per godere delle nostre spiagge, della Costa degli Dei, piuttosto che quella di Soverate e di Tropea, che esiste un entroterra calabrese che va scoperto, che è assolutamente degno di essere scoperto sotto il profilo culturale, sotto il profilo spirituale, perché ci sono delle aree stupende. Io praticamente gestisco il Parco regionale delle Serre,
ed è stato annoverato da Quillì, che è uno dei maggiori esperti in materia di silvoterapia, una branca che sta prendendo sempre più piede a livello internazionale, ma ancora in Italia è totalmente assente. La Calabria vuole porsi come pioniere rispetto a questa nuova branca. Abbiamo l'unico bosco al mondo riconosciuto da questo specialista mondiale, che è il bosco archifero, che vi invito ad andare a vedere, dove è possibile fare silvoterapia, perché la branca della terapia prevede anche il concetto di natura come cura, il bosco che cura. Ecco, diversificare il turismo significa praticamente eliminare forse il fenomeno dell'overtourism. In Calabria abbiamo ovviamente dei siti UNESCO, cioè il Parco del Pollino, il Parco della Sila e quello dell'Aspromonte, uno è MAB, l'altro mi pare che ci sono 2 geositi. E io voglio annunciare qui, lo dico oggi, perché noi abbiamo iniziato il processo di riconoscimento anche nel Parco delle Regionali delle Serre come MAB. Ci stiamo ragionando, ne parlavamo qualche anno fa, abbiamo fatto un primo studio, dallo studio è emerso che il Parco Regionale delle Serre può diventare un MAB riconosciuto, quindi abbiamo iniziato il percorso in questi ultimi anni. Spero da qui a qualche anno di dire che anche il Parco delle Serre è un MAB. Ecco, concludo dicendo che i parchi di Calabria possono diventare un modello di sviluppo sostenibile da proporre all'intera nazione, perché ci stiamo lavorando coscienti che questo fenomeno crescerà sempre più e magari abbandonerà i siti UNESCO. So che c'è un allentamento sulle presenze dei siti UNESCO in questi ultimi anni, quasi il 25% si parlava, e questo 25% andrà da qualche parte, quindi rendere ospitali anche il 99% del territorio nazionale è importante, e noi come Calabria ci stiamo lavorando tantissimo, perché vogliamo far diventare quel 9 milioni, far crescere quel 9 milioni di presenze sul territorio, destagionalizzando e non farlo soltanto in 3 mesi l'anno. Grazie. Diversificare il turismo significa diversificare l'offerta, significa anche diversificare le modalità di fruire i nostri territori, le città, le risorse naturalistiche, le comunità. Uno dei progetti, uno dei segmenti che maggiormente è in trend positivo di crescita si lega appunto a queste modalità di fruizione lenta, alternativa, con mezzi di mobilità lenta sui territori. Ecoturismo, se vogliamo trovare un concetto che un po' raggruppa un po' queste modalità. E una delle iniziative che da diversi anni diversi territori stanno portando avanti per essere fruiti con queste modalità è quella che Andrea Rolando in diversi territori italiani, forse anche su scala nazionale se ricordo bene, con diverse applicazioni territoriali legate ai siti UNESCO, sta portando avanti. Andrea, ci racconti un po' queste esperienze e i risultati che avete fin qui ottenuto. Il microfono è là, grazie. Grazie. Mi sentite? Beh, innanzitutto grazie per l'invito, e vorrei prima di raccontare brevissimamente 2 cose, parlare ai ragazzi, perché in effetti è molto bello che ci siano loro oggi qui, e volevo così condividere anche un po' una mia esperienza di questi giorni, che è stata quella di sorprendermi, conoscendo bene Roma, rispetto a questo spazio che non avevo mai visto, e anche parlando con amici che vivono a Roma, che conoscono bene il patrimonio storico della città, ecco, loro stessi non erano, magari conoscevano il luogo ma non c'erano mai stati. Allora questo valore della sorpresa, davvero credo che sia una cosa importante che voi che siete più giovani dovete davvero coltivare, cioè esplorare i luoghi, farvi sorprendere anche dalle cose che non conoscevate, e pensare anche alla radice di questa parola di esperienza, ma anche l'esplorazione. Chi ha fatto l'esplorazione di un luogo diventa, si dice, esperto di quel luogo. Allora dovete cercare davvero di diventare esperti dei luoghi, facendovi sorprendere dalle cose che non conoscevate. Tra l'altro siete molto abituati ad utilizzare internet, no? Usate i motori di ricerca, quelli che si chiamano i browser. Browser in inglese vuol proprio dire scorrere, far passare le cose in modo da farvi attrarre, sorprendere da qualcosa, e poi andate dentro ad un sito e da lì
acquisite informazioni. Voi siete giovani, non ve lo ricordate nemmeno, ma quelli che hanno la mia età usavano Explorer come browser tempo fa, ed era effettivamente un browser, un sito che ci consentiva di esplorare questa meraviglia della rete che contiene tutto e non contiene niente, esattamente come il mondo. E visto che i siti del patrimonio si chiamano esattamente come i siti internet, vi raccomando davvero, voi che avete esperienza più di noi, più di me di sicuro, dei siti, di usare questa modalità, di esplorare lo spazio così come esplorate la rete, magari uscendo un po' da quei sistemi che sono molto orientati, ad esempio Instagram lo è, entrate in Instagram, entrate in TikTok, vi propongono delle cose, ecco, perdete un po' questa gioia dell'esplorazione, della sorpresa, ecco, questa è una cosa che mi sento di dire, ma la dico anche perché quello di cui anticipava Alessio Re un attimo fa è un progetto che abbiamo fatto in diverse regioni italiane, si chiama Grand Tour. Mi ricollego anche all'esperienza di Goethe di cui ci parlavano poco fa. Grand Tour non dei siti UNESCO, ma tra i siti UNESCO. Cioè, per noi la cosa importante è usare i siti UNESCO come dire, attrattore, come elemento che ci porta in determinati luoghi, ma poi scoprendo lo spazio che sta tra i siti UNESCO, perché è pieno di cose piccole che però nell'esperienza turistica fanno la differenza. Soprattutto se ci si muove come abbiamo fatto noi con questa esperienza del Grand Tour che abbiamo portato avanti in Puglia, in Basilicata, in Sicilia, in Piemonte, adesso in Lombardia, e che utilizza come modo di muoversi nel territorio il treno e la bicicletta. Quindi ci si muove in treno per avvicinarci a certi luoghi e poi dalla stazione ferroviaria si raggiungono in bicicletta i siti, quindi si va da un sito all'altro in bicicletta facendo delle gite di giornata, quindi cose molto semplici, che però stanno dentro un Grand Tour. Ad esempio in Lombardia abbiamo fatto un anello che gira intorno a Milano di circa 800 km, che però si può percorrere a tappe di giornata, non si fanno 800 km in bicicletta evidentemente, a meno di avere un mese a disposizione di volerlo fare. Invece in giornata si può, prendere il treno da Milano, andare a Cremona, a vedere il magnifico museo del violino, magari a vedere un concerto la sera. Il giorno dopo si può pedalare, andare a Piacenza oppure andare a Sabbioneta, da lì riprendere un treno, tornare a Milano. Ecco, questo modello di treno più bici che si chiama Grand Tour tra i siti UNESCO crediamo possa essere una modalità, non dico nuova perché voglio dire le infrastrutture ci sono tutte, i siti ci sono tutti. Però un'altra cosa che vorrei dire è che non esistono solo i siti del patrimonio, perché siamo abituati a considerare i siti del patrimonio, che sono importantissimi, più importanti degli altri, ma ci sono le città creative, ci sono le riserve dell'uomo e della biosfera. Questi tour che abbiamo fatto praticamente attraversano tutti questi spazi, quindi non necessariamente dobbiamo andare in un punto, ma possiamo pensare che anche la nostra esperienza di viaggio sia di attraversamento di una riserva MAB, allora quell'esperienza del sito dura anche molto più a lungo e questo ci toglie anche un po' da quella logica negativa del voler andare in un punto per stare lì e magari insieme a tantissima gente. Se invece cambiamo un po' la nostra relazione tra tempo e spazio, allora riusciamo a stare più a lungo nei luoghi e pensare appunto che magari ci sorprendiamo, così come facciamo tutti quando andiamo su internet e in qualche modo veniamo, come dire, anche ci perdiamo letteralmente, ma perdersi per sorprendersi, ecco, per trovare questa occasione molto, molto bella che l'Italia in particolare, ma tutto il mondo, credo che se soltanto abbiamo un po' le antenne dritte, e voi ragazzi ce le avete sicuramente, insomma riusciamo a fare un'esperienza che è davvero, davvero positiva, io credo. Bene, grazie. No, anche il tema di costruire percorsi intermodali è molto interessante, cioè l'idea di usare mezzi diversi in situazioni diverse proprio per avere quella possibilità, che ne so, davvero di arrivare in treno, prendere una bicicletta giusta, immagino, per andare su nei parchi, ma sicuramente è così. Ed è un turismo che sta crescendo tanto e cresce anche in qualità. Come cresciamo nel turismo? Qual è la qualità digitale magari che ci può essere offerta? Ecco,
Io chiederei questo a Sabrina Fantauzzi, che ci parlerà di una cosa di cui noi non sappiamo niente e quindi diventa un po' difficile introdurla, però lo farà lei sicuramente. No, penso sia già acceso? Sì, sì, già acceso. Sì, buongiorno, grazie. Buongiorno, salve ragazzi, grazie per essere qui. È veramente un'enorme gioia vedere le nuove generazioni occuparsi e interessarsi di questi argomenti. Sì, io sono Sabrina Fantauzzi, sono fondatrice di T-Company insieme a Giuseppe Sicurella. Insieme abbiamo realizzato un'agenzia di viaggio, tour operator e T-Company appunto, che si occupa di promozione di ricerca di siti UNESCO della loro vendita. In più abbiamo creato una cosa che prima non esisteva, cioè un portale per promuovere, valorizzare e commercializzare il territorio UNESCO italiano. Come sapete tutti, l'Italia ha 61 siti UNESCO, detiene il primato mondiale di questo valore UNESCO. La cosa interessante però è che, a differenza di altre città, di altri stati competitor come la Cina per esempio, che ce ne ha 60, è una nazione talmente piccola e condensata che potrebbe essere considerata di per sé la nazione stessa come UNESCO, una nazione UNESCO, perché se noi andiamo a vedere questi 61 siti UNESCO possiamo vedere che ci sono siti maggiori come Roma, Venezia, Firenze, anche Milano, perché Milano ha un sito UNESCO che è l'Ultima Cena, esatto, e ci sono però siti UNESCO minori vicinissimi ai siti UNESCO maggiori. Cioè, io ho fatto fare un calcolo per cui la distanza tra sito maggiore e sito minore media in Italia è di 60-150 km. Questo significa che un turista che è interessato alla nostra meravigliosa terra può visitare il sito UNESCO maggiore come Venezia o come Roma, perché queste sono attrazioni delle quali purtroppo non si può non tenere conto, però contestualmente il suo interesse può essere concentrato anche alla visita del sito UNESCO di Tivoli, che ce n'ha due, la Villa d'Este e la Villa Adriana, e dovrebbe entrare anche Villa Gregoriana, i siti di Cerveteri e Tarquinia, che sono dei siti etruschi, Viterbo, che ha la macchina di Santa Rosa, che è un'esperienza antropologica di uno spessore e di una profondità pazzesca, le foreste, le faggete del Cimino, e così vale per Venezia. Cioè Venezia a 20 km, 30 km si possono vedere ulteriori siti UNESCO. Quindi diciamo, quello che noi abbiamo fatto attraverso questo portale è la messa in rete di tutti questi sistemi UNESCO, valorizzando le attività economiche, quindi gli alberghi, le attività ricettive in senso lato, i ristoranti, le esperienze, perché la differenza tra il turismo di oggi e il turismo di ieri qual è? È che oggi possiamo valorizzare il nostro territorio attraverso la fornitura, attraverso la donazione di esperienze che prima non interessavano il pubblico. Cioè prima si parlava di turismo di massa, oggi si parla di overtourismo, ma è esattamente la stessa identica cosa, con la differenza però che oggi abbiamo la possibilità di dare un valore aggiunto a questo overtourismo, che io concordo con lei non esiste. Chi è che l'ha detto? L'overtourismo non esiste. Cioè ci sono città metropolitane, e non voglio fare nomi, che dicono parliamo di Roma ma non parliamo di overtourismo, parliamo di Venezia ma non parliamo, perché gli operatori economici che lavorano nel turismo giustamente si preoccupano. Che facciamo? Sindrome da Fazzi? Cioè è autolesionistico parlare di overtourism, e noi come operatori economici e istituzionali quindi dobbiamo dare un nuovo nome a questo fenomeno. Negli anni '80 si chiamava turismo di massa, oggi si chiama non lo chiamiamo.
anche oggi si può parlare di definirlo in un altro modo, Quindi secondo me, diciamo, valorizzando questa offerta turistica di qualità con le esperienze, si può offrire si può dare una risposta di qualità diversa al turismo di massa che oggi, grazie proprio ai social, contraddistingue il nostro flusso turistico. Quindi ecco, io sono molto contenta di essere qui proprio perché posso presentare oggi pomeriggio alle 16:30 faremo il release di questo portale. Volevo dire anche ai giovani di non abbandonare mai i vostri sogni. Io ho lavorato su questo progetto per tantissimi anni e sono finalmente riuscita a realizzarlo da sola insieme ad un'altra persona, senza l'aiuto di nessuno. No, questo è importante perché gli investitori in Italia non ci sono. E partecipare ai bandi regionali e ai bandi europei ci vogliono 3 lauree di ingegneria informatica. Prego. Tra l'altro volevo dirvi che anche alle 15:30 racconterò nell'altra sala nel dettaglio questo progetto di intermodalità tra i siti, quindi se vi interessa saperne di più c'è l'occasione. Bene, quindi un programma ricco anche nel pomeriggio. Ora, non voglio commentare necessariamente questa cosa sull'overtourism che non esiste. Io qualche dubbio me lo porrei. L'ho colto in senso provocatorio e vorrei mantenerlo, perché dire che non esistano delle problematiche di questo genere è nascondere un problema che in moltissime realtà viviamo. Quindi ecco, lo pongo come dubbio, così come porrei come dubbio questo tema della competitività. Capisco che è un tema che nel mondo economico è importante, è giusto in termini di politiche, però vi suggerirei anche di valutare lo stesso tema da un punto di vista culturale, e da un punto di vista culturale io ho l'impressione che c'è questo tema dei 61 siti, siamo primi, siamo secondi. Da un punto di vista culturale credo che non abbia molto senso, perché più patrimonio culturale riusciamo a riconoscere, a interpretare, a imparare, più credo ci sia un arricchimento. Quindi è complessa la questione, non voglio semplificarla né dare io soluzioni. Suggerisco però di porci qualche domanda in più. Però forse qualche risposta potrebbe arrivarci da chi effettivamente lavora per l'UNESCO e lavora anche sulla Convenzione del Patrimonio Mondiale, che è lo strumento che poi porta a riconoscere i siti patrimonio mondiale. Matteo, credo che il tuo intervento arrivi al momento giusto, anche se posso chiederti qualche conclusione rispetto a tutti i temi affrontati. Grazie Alessio, grazie Carlo, ai moderatori e a tutti coloro che sono intervenuti finora in modo molto per me interessante. Ho preso molti spunti mentali anche su come io poi approccio questa questione nella mia quotidianità professionale, però c'è anche la mia quotidianità umana e Giuliano vi parlava prima di questa autostrada, Strada Nuova a Venezia, io vivo lì, vi posso assicurare che anch'io qualche domanda me la faccio sulla sostenibilità di certi fenomeni turistici. Però torniamo al punto di partenza, il rapporto fra i siti UNESCO e il turismo. Ora la platea così bella giovanile che avevamo all'inizio si è un po' assottigliata, però ancora qualcuno resiste e credo che mi piacerebbe fare chiarezza sui concetti, perché sul turismo credo che ci siamo abbastanza, no? Tutte e tutti abbiamo un po' un'idea. Sui siti UNESCO non sono così sicuro. Sappiamo di cosa parliamo quando parliamo di siti UNESCO? Facciamoci questa domanda di partenza. Allora io posso cominciare col dire cosa non sono. L'obiettivo nella creazione dei sistemi di designazione UNESCO non è quello di creare dei brand di promozione turistica. Questo non vuol dire che il turismo non rientri negli obiettivi più ampi che sono il fondamento delle designazioni UNESCO. Semplificando al massimo si tratta di partecipare a uno sforzo di cooperazione internazionale per salvaguardare la diversità culturale e naturale del pianeta ai fini di processi più ampi, che sono quelli che oggi chiamiamo di sviluppo sostenibile, di dialogo interculturale, di costruzione
di società inclusive, possibilmente pacifiche. È chiaro che c'è una dimensione socio-economica in tutto ciò, che vede nel turismo un fenomeno importante, che presenta grandi opportunità, presenta anche delle sfide e dei rischi, non ce lo nascondiamo, sulla conservazione e la protezione di questa diversità. Allora, come funziona il sistema, il rapporto fra queste due realtà, il patrimonio e il turismo? Il sistema prevalente, che per molti anni e in molti luoghi è ancora questo, è quello per cui chi si occupa di patrimonio e di conservazione mette dei paletti, mette dei limiti, cosa si può fare e cosa non si può fare. Il sistema turistico si prende tutti i margini di libertà che può attorno a questi paletti, nella migliore delle ipotesi. Ora, questo è un sistema, non dico di contrapposizione, ma di contiguità, per cui chi fa una cosa fa la sua cosa e chi fa un'altra ne fa un'altra, cercando di non pestarsi troppo i piedi. Bisognerebbe andare oltre, e quello che ci avete raccontato finora sono tutti esempi virtuosi e illuminati, non sempre funziona così. Bisognerebbe andare oltre, nel senso di pensare a un sistema non di contiguità, ma di condivisione di molte cose, a partire dalla visione che abbiamo sul governo e sulla gestione di un luogo, a partire dagli obiettivi di fondo. All'interno di questa visione ci può essere una condivisione e ci deve essere una condivisione di idee, di risorse, ma anche una condivisione di responsabilità che chi opera nel settore turistico in un sito UNESCO non può ignorare, e che riguarda non solo la conservazione, ma riguarda anche il modo in cui vengono presentati, comunicati, interpretati questi patrimoni. C'è anche una responsabilità nel partecipare a un sistema che ha anche un suo scopo educativo non formale, di formazione delle coscienze delle persone, delle personalità. È chiaro che questo non può avvenire secondo delle ricette applicabili ovunque e comunque, perché abbiamo visto quante realtà diverse anche soltanto questa mattina sono state presentate. Gestire turismo e cultura o turismo e patrimonio in un parco archeologico, in un parco naturale, in un centro urbano, sono cose diversissime, e ciascuna di loro richiede l'applicazione di soluzioni contestuali. Questo, non lo nascondo, non è un processo semplice, è molto complesso, è molto costoso a livello proprio di tempo anche. Non parliamo tanto di risorse finanziarie, perché spesso facendo sistema le risorse si gestiscono con più efficacia, ma è sicuramente costoso in termini di applicazione, di volontà di condividere e trovare un terreno comune invece che confrontarsi appunto su un piano di contrapposizione. Però, e per concludere, mi è tornato in mente una cosa che diceva un grande storico delle idee, un pensatore liberale del secolo scorso, Isaiah Berlin. Della democrazia diceva: la democrazia è faticosa. Ecco, riprendiamoci la bellezza di questa fatica, perché questa fatica è ciò che ci tiene insieme. E chiuderei con questo. Grazie. Grazie Matteo. Io andrei in conclusione, poi passerò la parola all'amico Alessio Re. Grazie anche delle ultime parole, perché è la fatica che molti di noi fanno, Giuliano? Cioè, chi è sul campo, penso alle colleghe di Genova. Io per ormai quasi 20 anni sono ancora, anche se ho un'altra responsabilità, site manager del centro storico di Firenze, e l'obiettivo è questo. Vedo Vittorio Gasparrini, che è il presidente del club UNESCO di Firenze. L'obiettivo è questo: fatica per far sì che i valori passino anche in contesti che apparentemente sono, come dire, lontani, ma che poi concretizzano la realtà, nel mio caso di un centro urbano, e penso invece a tutte le altre dinamiche. Questo vuol dire entrare nei temi urbanistici, vuol dire entrare nei temi anche del turismo e di come viene vissuto questo, ma non perché si debba, come dire, entrare in competizione o in contrasto, ma perché si deve in qualche modo collaborare per l'obiettivo.
ma sui valori non si deve transigere. Questo è il tema di fondo. Se ti sei candidato a diventare sito patrimonio mondiale, te ne assumi la responsabilità come Paese e anche, direi, anzi soprattutto da un punto di vista morale, come comunità. E allora quei valori li devi tenere come centro, come segnavia, come bussola per le tue scelte. Altrimenti tutto questo non avrebbe senso. Tutto quello che noi stiamo facendo noi attraverso i siti patrimonio mondiale non avrebbe senso. Quindi davvero grazie a tutti, perché abbiamo davvero visto un florilegio di esperienze a livello nazionale, internazionale, con anche dei bei ricordi per quanto mi riguarda, e quindi davvero vi ringrazio e passo volentieri la parola al mio collega Alessio Re per chiudere. Grazie. Sì, mi viene da sottolineare un aspetto che è quello che forse è emerso un po' in tutti gli interventi, ma anche nella logica di aver costruito questo momento di confronto, che è la fatica, nel senso piacevole del termine, il lavoro sulle opportunità di integrare strumenti, esperienze, risorse. Non a caso in questo piccolo contesto di confronto abbiamo chi lavora per un'istituzione regionale, chi lavora per una direzione del turismo, per un comune, per una DMO nel caso di Cremona, per un parco, per la ricerca, per la promozione turistica, start-up digitali. Ecco, non è un caso e crediamo veramente che ci sia uno spazio di avvicinamento possibile tra settori, come ho detto all'inizio, comunque diversi e distinti da un punto di vista economico, sociale, di linguaggi, che hanno a che fare, entrambi importanti, cultura e turismo, e quindi uno spazio di avvicinamento necessario. Ci proponiamo, credo, insomma, di poterlo dire anche nei prossimi anni, nel contesto di questo evento, di portare avanti questa idea di confronto. Credo di aver capito che le istituzioni, le amministrazioni, forse lo dicevo anche nel commento di ieri, giocano un ruolo fondamentale in questo, cioè è una questione di strumenti. Mi viene in mente la realtà di Genova, che conosco abbastanza bene, posso dire, dove effettivamente l'aver integrato chi si occupa a livello di amministrazione, di turismo, di cultura e di sviluppo economico insieme, effettivamente aiuta molto questi processi. Vedo anche Bruno Bertero nel pubblico, che ci ascolta, insomma, è una realtà che conosco un po' meno, ma conosco abbastanza bene, anche se più indirettamente. Anche lì avere una sovrapposizione, integrazione, no? Mi corregga se dico male, tra ATL, quindi promozione del turismo, e gestione del sito UNESCO dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, credo che sia un momento particolarmente interessante, no? Per attivare gli strumenti che riescano non solo ad essere contigui, ma in qualche modo a permearsi degli stessi obiettivi. Poi dire che è facile, ecco, questo è tutt'altra cosa. Direi che anche da parte mia rivolgo un ringraziamento intanto a tutti i nostri ospiti e amici, a chi ci ha ascoltato, a chi ci ha ospitato in questo contesto, e direi che su questi temi certamente continueremo a lavorare, possibilmente insieme. Grazie.